Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. E qua siamo con Vigilio Giovanelli, che è l'anima dello Festival della Polenta di Storo, un festival che ormai si è stagliato su tutto l'ordine nazionale. Bisogna dire che Vigilio, che tu, la tua intuizione, la tua invenzione, è diventato un brand nazionale. Grazie delle parole e hai pienamente ragione, perché pensiamo che oggi come oggi sul largo alpino, dove si mangia ancora la polenta, sia l'unica manifestazione che attira dalle 4 alle 5.000 persone al Festival della Polenta. Perché è nato il Festival della Polenta? È nato sulla spinta di Aghi 90, dopo che abbiamo appunto recuperato questo nostrano di Storo, questa farina gialla di Storo, è la terra dell'oro. È la terra dell'oro. Tu sei stato anche amministratore, sindaco di questo comune, comunque conosci bene la tua realtà, ma però hai visto anche avanti, perché per esempio in Friuli hai gettato l'ancora a un'azienda di Motegliano, che Blava di Motegliano, io sono amico anche dell'amico Nando, che è il capo ristoratore della zona, e hai voluto subito aprire anche il nostro territorio. Dobbiamo aprire il territorio, dobbiamo fare in Italia i prodotti altamente di qualità, la collaborazione, non dobbiamo farci dei picchi uno con l'altro, perché andiamo troppo lontano. L'importante è che ognuno porti il suo prodotto altamente sulle nostre tavole di alta qualità. Dico Friuli e Trentino sono due regioni votate ad alta intensità perché sanno quello che fanno dei grandi prodotti, dal vino al più ne ha più ne metta. Ecco, quest'anno tu hai lanciato anche due brand, la castagna, no? E poi hai fatto un ordine ben preciso tutti quanti. Il pane, il festival del pane, la castagna e l'oro di Storo, che è la Esatto, è proprio farina. così. Allora, dopo la grande manifestazione che mi ha fatto nel mese di aprile, maggio, non mi ricordo più, col festival, la festa del pane, perché mi ha fatto la festa del pane? Perché noi produciamo nel piano di dotazione anche il frumento con la farina tipo 1 di qualità. Fatto il festival, abbiamo inserito quest'anno anche la sagra del formaggio che accompagna il Festival della Polenta. Ecco, quindi diciamo che tu sei partito dallo sviluppo della zona e hai attirato tutta la Val d'Asti, stai andando oltre la regione. Naturalmente hai l'aiuto anche della provincia di Trento, che mi pare che dà un aiuto forte, perché ha preso atto della situazione, ha preso atto soprattutto di questa identità forte che si sta formando. 32 anni fa pochi credevano alle nostre iniziative e devo dire che ho fatto 35 anni nel comune di Storo fino al 2015 da sindaco e vice sindaco. Pochi credevano alla nostra iniziativa e oggi è sotto gli occhi di tutti quanti. Noi abbiamo 120 soci, distribuiamo ai soci come 2.800.000 sul territorio che spazia in un intero comprensorio, ma il messaggio forte, oltre che il mondo agricolo, lo diamo anche al mondo turistico, perché oggi la Valle è conosciuta per l'oro di Storo. Ecco, senti, cosa vuoi dire agli amici del Friuli? Io naturalmente sono anche presidente del club della minestra. Agli amici del Friuli possiamo fare un gemellaggio e scambiarci appunto i nostri prodotti. Abbiamo iniziato a fare le gallette per quanto riguarda la cooperativa, possiamo iniziare a fare anche altre iniziative collaborando assieme. Benissimo, allora fra poco io ti invito naturalmente in Friuli a ritornare da noi, sei sempre ben accetto, sei friulano d'adozione e per cui grazie Vigilio per quello che fai, naturalmente le tue idee saranno anche le nostre idee. Grazie a Vigilio Giovanelli che, come ho detto prima, è l'anima di questo festival di Storo che, come lui ha detto, è l'oro di Storo. Grazie a voi.